Ben ritrovati ad AgriNews, il TG dell'agricoltura, firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CS Qua, Bioagro, Intermizzo e ARPAV. In apertura vi parliamo di incendi boschivi perché la Commissione europea ha predisposto la flotta antincendio. Anche per la stagione estiva 2022 infatti la Commissione europea ha reso operativa la flotta di aerei antincendio dell'UE per aiutare i paesi a contrastare gli incendi boschivi durante la stagione più critica. La flotta fa parte di RESC-EU, una riserva europea di risorse per far fronte alle emergenze. Quest'estate 12 aerei e un elicottero antincendio sono pronti ad essere dispiegati da Croazia, Francia, Grecia, Italia, Spagna e Svezia in caso di incendi boschivi che richiedono una risposta europea comune. Ed ora vi parliamo delle risaie del delta del Po, dove l'acqua è un elemento fondamentale per la crescita di questo prezioso cereale bianco. Senza acqua non cresce il riso, l'equilibrio nell'erogazione dell'acqua ne determina la maturazione. Più che la siccità a compromettere le risaie del Basso Polesine potrebbe essere il cuneo salino del mare che risale il Po. Il riso è proprio un continuo gestire i livelli dell'acqua. Le fasi iniziali sono le più delicate, soprattutto perché devo gestire l'acqua, perché devo diserbare, sì, non affoghi la pianta, ma al tempo stesso impedisca alle erbe infestanti di crescere, perché se la tengo abbastanza alta le erbe infestanti non hanno la capacità di crescere. Quindi sì, è tutta una gestione dell'acqua. Il Servizio Fitosanitario Regionale ha il compito di monitorare le risaie per escludere la presenza di parassiti esterni come la pomacea di origine spagnola o l'ematode che è stato segnalato in Piemonte, e poi ci sono le batteriosi. O si fa un cosiddetto piano d'azione, cioè nel senso che si va a individuare sull'area, si va a monitorare nelle aree confinanti se il problema esiste e che margini di dimensione ha, o altrimenti è stato previsto, sempre in base a questo ultimo regolamento, di decidere di intervenire, diciamo, chirurgicamente, nel senso che se il focolaio è circoscritto ed eliminando quell'area, quelle piante presenti, si riesce a controllarlo, la normativa lo prevede e ci dà questa possibilità. Ovviamente non è possibile fare trattamenti di nessun tipo chimico, diciamo, in questo momento, anche perché bisognerebbe individuare prodotti che abbiano una certa attività e che non siano ovviamente dannosi nei confronti dell'ambiente e nei confronti anche dell'acqua stessa, perché stiamo parlando di culture che vengono coltivate in acqua. Anche quest'anno, grazie alla collaborazione a sostegno di Bioagro, la delegazione vicentina di ONAF, l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi, ha organizzato un laboratorio sulla caseificazione tradizionale delle malghe dell'altopiano dei 7 comuni. L'evento ha avuto luogo domenica 7 luglio ad Enego, presso la malga 7 Caliere. Sul fuoco a legna 200 litri di latte di montagna sono stati trasformati in 2 forme di formaggio che dopo un'opportuna stagionatura diventeranno asiago DOP, prodotto della montagna. È stato prodotto anche del burro utilizzando gli antichi strumenti tradizionali delle malghe asiaghesi. Come sempre spazio anche alle previsioni del tempo legate alla terra con il nostro agrometeo a cura di ARPAV. Continua l'ondata di caldo intenso che aggrava ulteriormente lo stato di siccità che sta caratterizzando questa stagione agricola. Laddove non si sia potuto intervenire quantomeno con irrigazioni di soccorso, le colture presentano fenomeni di stress idrico più o meno pronunciati un po' ovunque. La situazione non è destinata a migliorare nel breve periodo, in quanto ancora nel fine settimana il tempo continuerà ad essere molto caldo e soleggiato e non si prevedono precipitazioni ad eccezione di qualche isolato rovescio o temporale, soprattutto sui rilievi. Dalla terra alla tavola con i consigli di cucina dello chef Alessandro Mazzone. Oggi andiamo a realizzare una bellissima ricetta, in particolare è la parmigiana estiva, ricetta che è di origine siciliana ma che noi andremo a rendere un pochino più veneta, utilizzando il pomodoro del Cavallino, la melanzana di Rosolina, una spuma di burrata e per terminare degli scampi crudi dell'Alto Adriatico. Il pomodoro deve essere precedentemente sbollentato in acqua calda, in questa maniera potremo levare la buccia agevolmente, mentre nel frattempo andremo a cucinare le melanzane in forno per circa 50 minuti a 180 gradi. Prendere la polpa, mettiamo nel mixer pizzico di olio, sale e pepe. Andremo a terminare il piatto con la nostra burrata, con degli scampetti crudi dell'Alto Adriatico, pizzico di basilico, origano, del pane carassau, un filo di olio extravergine di oliva.
Andiamo ad abbinare un altrettanto fantastico vino, in particolare un moscato giallo IGT del Veneto, della Cantina Meli, dei nostri colli euganei. Questo è veramente tutto anche per oggi. AgriNews vi aspetta nella prossima puntata.